TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Propongo di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, uno strumento basato sulla georeferenziazione, capace di segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto. Un deterrente efficace che permetterebbe alle forze dell'ordine di intervenire in tempo reale, allontanando dalle nostre città chi organizza bande dedite a razzie quotidiane. Sono le parole del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, il quale richiama l'episodio di una turista americana che, derubata del cellulare, ha dimostrato sangue freddo e senso civico bloccando la borseggiatrice fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Un esempio di collaborazione, dice Zaia, che racconta di una comunità viva, ma che da sola non basta. È compito delle istituzioni garantire che chi delinque non torni immediatamente in strada. Ancora cronaca. I carabinieri di Vigonovo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia, nei confronti di un quarantenne straniero, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. In più occasioni l'individuo si sarebbe presentato presso l'abitazione della donna, incurante della misura cautelare a cui era già sottoposto, quella dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alla parte offesa. L'uomo si è dimostrato non capace di contenere la propria ossessiva gelosia e manie di controllo e si è resa quindi necessaria l'emissione di un provvedimento più incisivo da parte dell'autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, l'individuo è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia. Cambiamo decisamente argomento. Oggi è di scena la giornata inaugurale dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il cui film d'apertura è il primo dei 5 film italiani in concorso, La Grazia di Paolo Sorrentino, con Tony Servillo e Anna Ferzetti. Uno dei grandi protagonisti della giornata sarà anche il regista tedesco Werner Herzog, che nella serata inaugurale, condotta da Emanuela Fanelli, riceverà il primo dei 2 Leoni d'Oro alla Carriera 2025 e presenta alla mostra il giorno successivo, fuori concorso, il suo ultimo documentario Ghost Elephants. A fare la laudatio della serata di apertura sarà un altro grande del cinema, Francis Ford Coppola. In programma oggi anche Madar di Teona Sturgar-Mitevska per la sezione Orizzonti con Naomi Rapace, Silvia Hoex, Nicola Ristanovski. Voltiamo pagina e passiamo allo sport con il basket. Che bello è quando esco di casa per andare al palazzo a tifare la Reyer. Un coro che è un mantra, una passione che si tramanda, un'emozione che da oggi diventa il cuore pulsante della nuova stagione Orogranata. È stata presentata infatti questa mattina la campagna abbonamenti 2025-2026 dell'Umana Reyer a Venezia. Che bello è questo il claim, un titolo che è un omaggio diretto alla passione di tutti i reierini. La campagna è stata svelata attraverso un video emozionante e divertente che ha per protagonisti proprio alcuni abbonati, insieme a speciali cameo di atleti delle prime squadre. I dettagli in un servizio speciale che noi di TG Plus abbiamo preparato e che potrete vedere a breve nella nostra rubrica sportiva TG Plus Sport Venezia. Restate sintonizzati. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.